Terza, benvenuti amiche ed amici di Gazzetta Regionale. Atletico Vescovio Fonte Meravigliosa vale il pass per i quarti di finale, il biglietto di sola andata in direzione Candiani, dove sabato la vincente di quest'oggi affronterà la Nuova Tor Tre Teste in un quarto di finale infuocato. Si attende solo il fischio dell'arbitro, eccolo qui. Valleoni con il destro e la barriera alza la traiettoria sopra la traversa. Ancora il Vescovio che sta provando ad attaccare qui bene con Capone in direzione Mascia, contro l'area, Mascia davanti al portiere, Mascia, Donati clamoroso, poi Politi e Cimin salva tutto sulla linea, clamorosa occasione per il Vescovio. Prima chance per la Fonte, prima volta che si è affacciata la squadra di neri. Papavero si coordina, pronto ad andare col destro, si impenna la traiettoria. Pirù, bel gioco di gambe qui a superare gli avversari. Pirù, stretto troppo, grande giocata, ma il destro si spegne sul fondo. Ancora a lottare qui Di Cesare al lato con la difesa ospite, poi palla che torna da Leoni che lascia andare una grande palla. Mascia, Leonardo Mascia si è girato da bomber vero e con il mancino ha pulito Donati. Vescovio in vantaggio, cambia il punteggio al quarto d'ora della ripresa, l'ha sbloccata la squadra di Camilli con il suo bomber. Ancora da quella fascia, ancora Di Cesare, palla che rimane lì. Lotta bene Capone che allarga a destra, sta arrivando Pinelli come un treno. Conclusione che non è perfetta, ma ancora Vescovio in attacco. Capone, grande connection con Pinelli, altra grande palla dell'attaccante. Pinelli in area, doppia sterzata, finta, ancora il 2, dall'altra parte c'è Mascia, da solo! Che occasione, la poteva chiudere l'attaccante. La Fonte ora prova a rispondere, le quaglie, sta alzando il tasso tecnico, palla per Rus, 1 contro 1 di Cesare, Rus va sul fondo, il destro attraversa tutto lo specchio. Fonte che ora ci sta provando, pronta alla punizione, dal vertice, palla dentro, insidiosa, Passini non bene, e sfera in angolo. Ancora dalle palle inattive, il tutto per tutto della squadra di neri. Eccolo il cross, sfila la sfera, rimane lì Calisse, incredibile, non c'entra lo specchio, era tutto buono, poi in secondo tempo fuori gioco, chance Fonte. Franceschini può accomodare bene con il destro, grande traccia verso Pirù che è entrato in area, Pirù uno sguardo dentro, sono 2 punte, Capone e prende la nuca di Sbrana, se no sarebbe stato 2-0. Ultima chance per la Fonte, si allontana Pirù, tutti in the box, è l'ultima chance, palla dentro, Passini non bene in 2 tempi, poi va giù, attenzione, Parapiglia, ma arriva 1, arriva 2, arriva 3, l'Atletico Vescovio si qualifica per i quarti di finale, andrà a sfidare la Nuova Tor Tre Teste, 1-0, questo è il risultato, con questa è stata battuta la Fonte Meravigliosa.